Salve amici, questa mattina ricordavo che quando andavo al liceo classico facevamo a volte delle interrogazioni di gruppo e in una, diciamo, famosa interrogazione di gruppo il mio professore all'epoca di storia dell'arte al liceo classico ci chiese, ma quali sono gli artisti, qual è il gruppo di artisti che più ha focalizzato la propria attenzione sul dinamismo, sul movimento? E tutti rispondemmo facilmente i futuristi. E diciamo è giusto, ma volendo andare, ecco, all'epoca non andammo oltre noi alunni in quella interrogazione, non riuscimmo ad andare oltre il facilmente scolastico, ma appunto volendo andare invece in questo video, in questo contesto, un po' oltre ciò che è puramente scolastico, quali sono stati quegli artisti che hanno maggiormente focalizzato la loro attenzione sul dinamismo non nel primo Novecento, ma nella più stretta contemporaneità, cioè nella seconda metà del Novecento? Bene, questi artisti sono i cosiddetti artisti cinetici, cioè i protagonisti di quel movimento dell'arte contemporanea che viene detto arte cinetica. Questo termine, arte cinetica, deriva dal greco antico kinesis, movimento. Del resto da questo stesso termine deriva il nome cinema, il termine italiano cinema, cioè arte delle immagini in movimento. Questi artisti, diciamo, non si tratta, come in molti casi, come abbiamo visto in diversi casi in questi video, non si tratta di un movimento unitario, tutt'altro, anzi è più una temperie culturale e artistica che caratterizza soprattutto gli anni 50 e 60 all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Molti di questi artisti si rifanno ad esperienze precedenti, in particolare le ricerche artistiche di Laszlo Moly-Nagy all'interno del movimento del Dada, quindi parliamo di anni 20 del Novecento. Ma nel caso appunto degli artisti di cui voglio trattare oggi, ecco, sono tutti artisti attivi negli anni 50 e 60 ed è in quel periodo che appunto iniziano questi esperimenti di arte cinetica. Qual è la differenza, ecco, tra questi artisti e tutti gli altri artisti che hanno focalizzato la loro attenzione sul movimento? In fondo tutti gli artisti precedenti si erano, diciamo, limitati a rappresentare il movimento. Nel caso degli artisti cinetici, egli vogliono rendere le proprie opere in movimento, cioè le vogliono rendere e le hanno rese, ecco, capaci di movimento. Infatti, sostanzialmente, le opere d'arte cinetica, quindi le opere degli artisti cinetici, consistono sostanzialmente in dei marchingegni, in dei macchinari, ecco, capaci di muoversi da sé attraverso naturalmente l'uso della tecnologia, l'uso dell'elettronica. Tra questi movimenti ricordiamo il Grave, un movimento francese nato a Parigi, poi in Italia il gruppo T a Milano, a Padova il gruppo N, poi artisti, diciamo, che hanno fatto parte di diversi gruppi come ad esempio il grande Bruno Munari, poi ancora ad esempio il gruppo Exat in Jugoslavia. Dunque tutti questi artisti si sono dedicati appunto all'esecuzione di queste opere macchine, potremmo dire. In Italia peraltro l'arte cinetica venne detta arte programmata perché per la prima volta si entrava, ecco, nel mondo dell'arte il concetto, all'epoca nuovissimo, parliamo di 1962, di programmazione elettronica. Dunque, qual è la cosa secondo me più interessante diciamo di questo movimento? Non tanto forse le realizzazioni dell'epoca, oggi certamente superate, oggi l'arte utilizza sia per comunicare se stessa, sia per eseguire le opere in molti casi delle tecnologie assai più avanzate, ma la cosa interessante, diciamo, di questo movimento, a parte appunto la riflessione sul dinamismo,
e secondo me certamente il fatto che l'opera sembra quasi divenire un organismo a sé, un organismo separato dal creatore, quindi interessante questo diciamo, elemento, ecco, per cui vi è, a differenza di altri casi nella storia dell'arte, vi è una sorta di vita propria dell'opera che si stacca quasi, anche grazie al movimento, si stacca, ecco, dalla paternità di un autore. Dunque, per oggi, ragazzi, il video si conclude qui. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale e, se vi va, seguitemi anche sulla pagina Facebook Giuseppe Alletto Italian Artist, e soprattutto ricordate che chi ama l'arte ama una parte di se stesso.